Conegliano Veneto, via Antoniazzi, Pala BFC, sabato 13 maggio 2023. Siamo qui a commentare la terza partita di questa incredibile serie tra BFC Conegliano e Virtus Venezia. Con voi ci sono Federico Cais e Fabrizio Torazza e Andrea Grava sempre alla regia. Bene Fabri, allora dopo una trasferta veneziana con tanto di vaporetto e sirena nelle orecchie per tutta la partita, siamo ancora qua a raccontarcela. Cosa ne dici? Parafrasando LeBron James, direi le due più belle parole del mondo dello sport. Gara 3. Gara 3 vuol dire che questa sera qualcuno purtroppo uscirà da questo campionato e qualcun altro invece continuerà, accederà alle semifinali. Ci giochiamo tutto in 40 minuti. Le veneziane, appunto, la Virtus è venuta a vincere qui domenica scorsa. Siamo tornati in Laguna martedì per una partita incredibile. Siamo riusciti a ribaltare ancora e a riconquistare il fattore campo e siamo qui di nuovo sul nostro parquet a giocarci questo passaggio del turno in questi 40 minuti che si presentano veramente avvincenti e assolutamente equilibrati. Abbiamo perso di 7 in casa domenica scorsa, siamo andati a vincere di soli 5 punti a Venezia dopo essere stati sopra di 14 nel terzo quarto. Poi le Virtusine hanno rimontato fino a -1, brave le ragazze di Coach Moretto poi a tenere fino alla fine e a portare a casa la vittoria e riportare la serie qui a Conegliano. E Fabri, la pioggia sicuramente ha rinfrescato questi giorni dopo un caldo quasi estivo, ma i brividi che abbiamo oggi sono veramente brividi di emozione. Emozione per questo sport che non smette mai di regalarci sorprese, ce le ha regalate tantissime nelle prime due gare di questa serie, ce ne regala una anche stasera con una piccola novità nello starting five di Conegliano. Sì, infatti, abbiamo in quintetto abbiamo Giulia Tronchin che comunque ha giocato una partita veramente ma veramente buona a Venezia con 9 punti ma soprattutto con rimbalzi, difesa e tanto da guadagnarsi appunto il titolo di MVP. Vediamo intanto che il primo possesso è proprio per Conegliano con un tiro un po' forzato da parte di Serena Marton, ma stavano scadendo i 24 secondi. E Venezia è già di là, pronta ad attaccare dopo una infrazione di campo che aveva decretato la prima palla persa per le veneziane. Adesso c'è rimessa dal fondo e batte sempre Venezia. Sì, allora, temi della partita subito saranno limitare la numero 10 veneziana, che è Speranzoni, ragazza che appunto sia in termini di punti ma che anche di rimbalzi e anche in regia, perché comunque è in grado di portare su palla e gestire il gioco, è assolutamente determinante tra le nostre avversarie. Vedete, e anche una palla subito esatto, rubata da Maestroni. Tronchin si libera ma il suo tiro è corto e il cronometro dei 24 secondi per la seconda volta obbliga BFC ad un tiro forzato. Un po' di emozione, le squadre sembrano un po' contratte in questa prima fase e il discorso vale un po' per entrambe. Sicuramente il fattore emotivo in questa serie playoff e in questa terza partita non può che essere un altro fattore di cui tener conto, oltre all'aspetto tecnico e agonistico. Sì, probabilmente è il fattore più importante, l'abbiamo già visto in gara 1 quando siamo partite molto ma molto contratte, molto ma molto titubanti.
e abbiamo subito un allungo veneziano che non abbiamo poi saputo recuperare. Siamo partite molto più decise in gara 2 e questa sera vediamo ancora diversi errori nella prima parte della partita. Vediamo se sapremo un po' scrollarci di dosso questa emozione e poter esprimere tutto il nostro potenziale. Intanto abbiamo Bottoni che va a sbagliare da sotto canestro, subito in contropiede Conegliano per il primo canestro da sotto di Maddalena Moretto, lanciata da Francesca Marchioni. Ecco, una delle chiavi della partita potrà essere proprio questa, la possibilità di giocare in contropiede, di avere qualche punto facile, diciamo, da giocare in da ottenere in superiorità numerica e poi appunto riuscire in qualche modo a stancare le nostre avversarie. Adesso vediamo un bel raddoppio sotto canestro su Speranzoni che poi va a sbagliare sulla linea di fondo e poi un missile che va a schiantarsi contro il nostro fotografo, in realtà di Maschietto, che ci ha messo un po' troppa forza in questo passaggio. Sì, un po' forzata questa azione di Maschietto, l'intuizione era buona di lanciare il Capitan Marchioni in campo aperto, ma veramente la forza è stata esagerata. Abbiamo visto nell'azione precedente sempre l'ottima Speranzoni liberarsi molto bene, qui invece il gioco a 2 cerca di liberare, se non sbaglio, Bottone. Bottoni, sì, che si libera bene sotto canestro, purtroppo non lavoriamo bene su quel blocco orizzontale e quindi saranno 2 tiri liberi per la numero 8 di coach Marco Nardo. Corto il primo. E invece più precisa nel secondo tiro, quindi 2-1 a 7-11 dalla fine del primo quarto. Conegliano in attacco con Marton che chiude troppo presto il palleggio. Fortunatamente riesce a ricevere Maschietto, poi un consegnato, finta di consegnato, ribalta per Maddalena Moretto che invece va ad attaccare forte la 42. Beggio va a segnare da sotto e a subire anche fallo, quindi sarà un tiro libero. Fondamentale anche appunto l'approccio di Maddalena a questa partita. Maddalena è una giocatrice per noi importantissima, ha giocato un po' contratta in gara 1, meglio in gara 2, ci aspettiamo che torni ai livelli abituali stasera. Intanto Speranzoni è sempre sui suoi livelli abituali, ha già quindi segnato assolutamente da sotto, bravissima azione di Venezia. Sì, bravissima, il gioco di Venezia è proprio si basa sul fatto di riuscire a liberare Speranzoni, che è un fattore determinante per Venezia. Intanto però Maschietto va a restituire immediatamente la pariglia, come si dice, e a segnare con un bel tiro da sotto rovesciato sul tabellone. Quindi 6-3 per Conegliano, a 6-13 Beggio con l'arresto e tiro. Rimbalzone di Capitan Marchioni che lancia Marton. Non controlla benissimo Marton, poi riapre per Marchioni e adesso è Marta che vuole provare da fuori e fa bene, perché un'altra delle chiavi della partita potrebbe essere riuscire a portare fuori dall'area Speranzoni, che se riesce a giocare nel pitturato, che qui al Pala BFC in realtà non è pitturato, controlla tutti i rimbalzi. Assolutamente, questa è un'altra chiave, una cosa che abbiamo visto anche in gara 1 e in gara 2, una cosa che invece non avevamo assolutamente visto in gara 1 era una certa perseveranza delle ragazze di BFC nel tentare entrate, di tentare di caricare di falli la squadra veneziana. Anche questa partita inizia all'insegna dei pochi falli commessi, sono 1-1 i falli di squadra ed siamo quasi a metà del quarto. Sì, però cercare di attaccare il canestro, come giustamente stavi dicendo, è fondamentale per le nero-arancio di Moretto. Sbaglia adesso Marton da fuori. Tanto è entrata nella partita anche Sara Colombi, proprio in marcatura su Speranzoni. E da fuori Miglioranza da 3 punti. Pericolosissima, e altrettanto pericoloso metterla in ritmo così a inizio partita, perché è veramente un'ottima assolutamente dalla distanza. Ha dimostrato di essere veramente molto precisa dai 6,25 m e non dobbiamo assolutamente sottovalutare questo aspetto. Una giocatrice che
oltre a comandare il gioco e trovare delle ottime geometrie sempre per l'ottima Speranzoni, sembra essere una delle chiavi per Venezia, quindi bottone, Speranzoni, miglioranza, ce la giochiamo qui Fabri E o anche c'è Beggio, la qualcos'altro? 42, questa ragazza con la palla adesso altrettanto precisa nel tiro da 3 punti. E, e poi è lei che gestisce i ritmi della squadra, che mette ordine, anche per l'assenza, ricordiamolo, di Mengarino, numero 18, che è in panchina ma non ha giocato le prime 2 partite per un infortunio, quindi non sappiamo se sarà realmente a disposizione di coach Nardo anche questa sera. Sta scadendo il tempo sull'orologio dei 24, costretta al tiro, a un tiro forzato anche Maddalena Moretto. Sì, questa è un po' una brutta notizia perché è la terza volta ormai che succede una dinamica simile e obiettivamente credo che la strategia da tenere sia quella di tentare invece di attaccare il canestro come dicevamo prima e farlo un po' più presto, poi appena prima della scadere dei 24 secondi non è mai una strada così sicura, insomma ci può andare bene qualche volta ma di sicuro non sempre. No, esattamente, sai, poi il problema forse è riuscire a non attaccare la loro difesa schierata, quindi giocare di più il contropiede in sovrannumero o eventualmente una transizione, ma non dare la possibilità alle veneziane di schierarsi, perché come abbiamo visto poi nella metacampo difensiva questa sera sono addirittura più aggressive e più attente che nelle prime 2 gare. Sì, rimane un tema anche di atleticità e dinamismo, in quanto senza voler magari sottovalutare le avversarie, crediamo che se BFC punta a correre un po' di più, probabilmente può mettere in seria difficoltà le veneziane, che sicuramente dal punto di vista atletico magari pagano qualcosa e invece dal punto di vista del tasso tecnico sono assolutamente incredibilmente valide. Tra l'altro il loro posizionamento in classifica nelle regular seasons è un po' così, non veritiero delle potenzialità della squadra, vero Fabri? Sì, hanno avuto una stagione molto tormentata con tanti infortuni, alcuni di loro non hanno avuto la possibilità di allenarsi con regolarità, quindi coach Nardo non le ha avute a disposizione, non ha avuto la rosa completa a disposizione quasi mai. Nel finale del campionato è riuscita in qualche modo a recuperare un po' le sue giocatrici e infatti si è visto un netto miglioramento dal punto di vista anche dei risultati. Nel frattempo coach Moretto cambia qualcosa, inizia con mettere in campo un po' tutte le Sara a disposizione, sono dentro K2 e la Malbi ed è anche in panchina Cazziola pronta sulla sedia del cambio. Sì, purtroppo sbagliamo dalla media, poi sbagliamo anche da sotto sul rimbalzo in attacco, quindi punteggio ancora fermo sul 6-6, ancora molto contratte le squadre. Assolutamente, poi Speranzoni riceve e costringe al fallo Malbascia. Saranno 2 tiri liberi per Speranzoni. Grande esperienza qui di Speranzoni che probabilmente insomma, riesce a indurre quasi l'arbitro nel fischiare perché obiettivamente Sara Malbascia era piuttosto ferma. Sì, era abbastanza ferma, è andata Speranzoni abilmente a cercare un po' il contatto, evidenziarlo soprattutto. Segna il primo, sbaglia il secondo, però poi a rimbalzo non abbiamo l'attenzione dovuta sul tagliafuori. Ma c'è un fallo, corretto? Sì, c'è un fallo, quindi in qualche modo manteniamo il possesso della palla. E Trari è andata a commettere fallo. Intanto un cambio anche per coach Nardo che dà un po' di riposo a Miglioranza. Entra nella partita Giorgia Rosa. Colombi con la palla per Marton da 3 punti. È lungo il tiro, ma ancora a rimbalzo Moretto. Poi riapre per un consegnato a Marton che attacca però sullo stesso spazio che non esiste. Poi per Malbascia che non controlla, l'ultima a toccare è una veneziana. Era buona questa intuizione di gioco a due tra Martone e Malbascia e per poco non si è concretizzata. Martone era riuscita a liberare Sara Malbascia che però si è trovata di fronte comunque ad una ricezione palla un po' complicata. Qui forza il tiro e nulla di fatto. Sì, c'era ancora qualche secondo da giocare, sì. Ha voluto forzare Sara. Qui anche Beggio forza l'entrata. La palla quindi è per spingere il contropiede, ancora un po' di imprecisione, però poi Moretto da sotto ancora.
e sono 4 punti per lei sugli 8 di Conegliano. Ah, che bel Moretto oggi. Dopo una gara 1 veramente complicata per Maddalena, che è uscita con 5 falli e 0 punti, si trova invece qui oggi ad essere la top scorer di questa fase iniziale della partita. Sfortunata qui Sara K2, che non riesce a ricevere una ottima palla che Marton le aveva consegnato, era totalmente libera, peccato. Le veneziane però la palla, sì. E peraltro dall'altra parte aveva fatto anche una discreta difesa su Speranzoni, che però aveva segnato con tutta la sua abilità tecnica. E viene cambiata Sara Colombi, un po' di riposo anche per Moretto. È rientrata Maschietto, è entrata nella partita anche Tramontin, subito a scaricare per Cazziola, e poi ancora un tiro da 3 punti di Marton. Ferma il gioco l'arbitro Zanelli. Cosa è successo? Ricordiamo anche gli arbitri, sono i signori Zanelli, Fabio Zanelli di Pravis Domini e Eric Casagrande di Tarzo, mentre ai 24 secondi Michele De Carlo di Conegliano. Un saluto a Michele De Carlo da tutta la tegola canadese. Ora Virtus in attacco, deve recuperare 2 punti perché con il tiro da 3 BFC si è portata dal -1 al +2. Intanto è entrata nella partita anche la numero 18 Mengarino, che non aveva giocato nelle altre partite, sbaglia da sotto Speranzoni, anche questa è una notizia. Ah sì, assolutamente. E poi perdiamo la palla noi in contropiede, questa e purtroppo non è una notizia. Esattamente, Fabri mi hai rubato le parole di bocca, perché sta succedendo un po' troppo spesso e dobbiamo essere più cinici e cattivi in questa fase in cui Speranzoni magari ha sbagliato qualche canestro, cosa che non è appunto normale. Vedete, Mengarino dai 3 punti, dicevo che non ha giocato le prime 2 partite, ma è una playmaker della squadra veneziana, che ha anche un buon tiro da fuori. Ci ha graziato questa volta, poi bene sotto per Mattò, spalle a canestro, che atterra un paio di avversarie. Malbascia che ribalta per Cazziola sbaglia ancora. Sì, sbaglia il tiro, ma è un'ottima azione questa di BFC, che finalmente ha fatto girare molto velocemente la palla ed è riuscita ad arrivare ad un buon tiro, purtroppo storto, ma sicuramente ben congegnato. Adesso Mengarino attacca addirittura in 1 contro 1 e guadagna un fallo di sfondamento. Serena Marton, è una delle sue specialità, diciamo, aveva una buona posizione, poi l'ha evidenziato molto bene. E intanto prima prova a mandare sulla sedia del cambio Giorgia Zanardo, poi ci ripensa coach Moretto, forse perché vede che mancano 40 secondi, vuole giocare questa azione d'attacco con questo quintetto. Sì, esattamente, la gioca con Marton, che sta praticamente giocando da playmaker per quasi tutto il quarto. Peccato però qui il passaggio di Maschietto era telefonatissimo. Assolutamente telefonato. Sì, ha fatto proprio lo 0-4-1 e l'ha passato alle veneziane. Aveva anche mandato un messaggio prima, probabilmente. Sì. Uno squillo. Che avrebbe chiamato. E intanto Speranzoni, nonostante noi diciamo le cose più assurde, continua a martellare il canestro. 11 pari a 6 secondi dalla fine. Tramontin sbaglia il passaggio, poi ritorna trotterellando in difesa. 11 pari alla fine della prima frazione del gioco. Ci prendiamo una pausa e mandiamo come sempre i nostri sponsor, che ringraziamo per tutto il supporto che ci danno.
Eccoci nuovamente collegati con il Pala BFC di Conegliano per questa gara 3 del primo turno di playoff campionato di Serie C femminile. Sull'1-1 le due squadre, ovviamente partita quindi decisiva per il passaggio del turno. E intanto abbiamo subito Giorgia Zanardo che prende un tiro dalla media e quasi lo insacca. Poi recuperiamo rimbalzo in attacco, recuperiamo rimbalzo in attacco ancora. E adesso è Tramontin dai 3 punti. E la mette Tramontin. Brava Maia. Buona notizia anche questa. 14-11 all'inizio del secondo quarto. Dicevamo appunto gara 3. Le altre sfide, allora Vittoria San Bonifacio ha vinto anche gara 2 69-52, quindi ha passato il turno, incrocerà Pallacanestro Milano che ha vinto 54-50 contro Mestrina, mentre la vincente di questa partita incrocerà la vincente di Istrana contro Gran Torto, che giocheranno alle 8:30 a Istrana. E intanto Cazziola sbaglia dai 3 punti, quindi punteggio ancora sul 14-11. Sì, un errore nel tiro che tuttavia nasce da un'azione veramente bella in cui il BFC ha fatto girare molto velocemente la palla lungo tutto il perimetro. È stato veramente, questo è un segno di ottima lettura della partita da parte di BFC, purtroppo non si è concretizzata, mentre dall'altra parte si è concretizzato un fallo di Marta Maschietto sul tiro di Speranzoni, giusto? Quindi Speranzoni va in lunetta e questa diciamo che per Venezia è una garanzia di 2-2. Abbiamo visto la precisione di Speranzoni in queste prime due gare e abbiamo visto anche come sia in difficoltà in realtà Marta Maschietto quando Speranzoni attacca a fronte a canestro, perché è praticamente una giocatrice con i fondamentali, con la rapidità di una guardia, che però è alta sicuramente, credo almeno 1,80 m. Sì, almeno. Intanto fallo già che parte in palleggio, si guadagna un fallo a sua volta. Bene, sono 4 in totale i falli che ha fatto Virtus Venezia, di cui solo uno in questo secondo quarto. Dall'altra parte Conegliano ha 3 falli, di cui anche Conegliano ne ha fatto uno in questo quarto, quindi si mantiene la gara sui binari di una assolutamente ottima regolarità e gli arbitri anche in questa partita stanno dimostrando di saper tenere la gara senza dover fischiare troppo. Sì, assolutamente, l'arbitraggio molto pulito e anche direi le giocatrici in campo, come peraltro nelle altre due partite, sono state finora molto corrette. Zanardo per Maschietto. Consegnato a Tramontin che cerca di liberare di nuovo Zanardo. Zanardo deve prendere coraggio a 2 mani. Ed è Zanardo che allo scadere praticamente dei 24 secondi si inventa un canestro nel cuore dell'area. Ma d'altronde con la sua esperienza lei può dare veramente i consigli più saggi alla BFC. Sono, ricordiamo, 32 gli anni di Zanardo, 16 di età e 16 di presenza continua in palestra. Sì, sicuramente all'esperienza di una trentenne, ce l'ha fatto vedere già nelle scorse partite, ce l'ha fatto vedere poco fa, e dall'altra parte un'ottima chiusura difensiva invece su Speranzoni da parte di Marchioni e di Maschietto, che adesso parte bene in palleggio, e Zanardo dall'angolo sbaglia di pochissimo. Sì, sfortunatissima, però qui il capitano va a prendersi un rimbalzo veramente importante e poi giustamente Cazzia, le compagne che si erano dimenticate completamente libera, la numero 8 di Venezia, che è andata facilmente ad insaccare. E ancora Marchioni dai 3 punti, lunghissimo, ma chi è che prende a rimbalzo? Lo prende lei, perché con l'esperienza che ha sa dove posizionarsi, lo prende, permette a Tramontin di riaprire per Maschietto sbaglia e Tramontin commette fallo su la numero 10 Speranzoni. Sì, comunque dei buoni tiri tutto sommato, sia quello di Zanardo dall'angolo, che ha sbagliato di pochissimo, e anche i tiri che sta prendendo Maschietto tutto sommato deve prenderseli, perché ripeto deve cercare, se riesce, di portare lontano da canestro il suo difensore che di solito è Speranzoni. Bene, insomma la partita adesso è 18 BFC 14 Virtus Venezia, quindi BFC
ha iniziato a fare un piccolo solco, ma Virtus Venezia, ragazzi, è determinatissima. Adesso va a prendersi un fallo con la numero 16, anche lei mi sembra piuttosto giovane, Fabri, se non sbaglio. Sì, allora, Mason, una ragazza di 19 anni, credo del 2003, quindi, che però ha giocato bene anche in gara 2. Ragazza gioca sia spalle a canestro che fronte a canestro. Adesso buona difesa BFC, cambieremo su questo blocco, esatto. Se riusciamo a tenere Bottoni, è proprio Mason, il numero 16, a insaccare, probabilmente con un po' di fortuna, con l'aiuto del tabellone, però valgono 2 anche questi, come gli altri. Sì, valgono 2, per lei non valgono le paste, perché le paste si portano solo in caso di tripla di tabella, però veramente qui la fortuna e gli dei del basket hanno premiato Venezia. È ancora una buona azione per Conegliano e un buonissimo passaggio di Zanardo per Capitan Marchioni, che insacca dai 3 punti per il 21-16. Sbaglia l'anticipo qui Maschietto su la numero 10 Speranzoni. Miglioranza da 3 punti, è il secondo credo per lei. Credo sia anche un 2 su 2, oltre ad essere il secondo. La cosa peggiore è appunto farla entrare in ritmo, perché questa ragazza davvero la mette da fuori, la mette dai 3 punti. Maschietto si prende un tiro da fuori, la mette anche lei da fuori. Le squadre si sono scrollate di dosso, quella tensione dei primi minuti mi sembra, e si stanno affrontando faccia a faccia, producendo anche delle buone cose. Siamo in attacco, quindi un time out in campo e un time out anche per noi. E riprendiamo la linea qui dal palla BFC a metà del secondo quarto di gara 3 di questa serie playoff tra Virtus Venezia e BFC Conegliano, che sicuramente ci sta emozionando qui sugli spalti e sta emozionando anche il pubblico che ci segue da casa. Palla a Venezia. Sì, hanno alzato un po' l'intensità le due squadre, hanno preso anche un po' di fiducia in attacco. Come vedete adesso è Bottoni a chiudere da sotto per il 21-23. Però si cominciano a vedere anche delle azioni di buon basket. Adesso abbiamo Giulia Tronchi che viene stoppata da Speranzoni, recupera la palla, riapre per Moretto che attacca bene, mano sinistra, sbaglia, sfortunatissima. Brava Maddalena. Il rimbalzo con Maschietto che poi va anche a subire fallo. Ci siamo. E questo modo di attaccare il canestro è quello che ci deve contraddistinguere. Bravissima Maddalena che paura zero, poker face e va dentro come un treno, e grande anche apporto, devo dire, di Giorgia Zanardo. Ecco, gliel'ho detto e gliel'ho gufata, però Giorgia sta veramente giocando con grandissima intensità. Brutto passaggio di Tronchi, purtroppo passaggio. Perdiamo palla, poi si lotta, ci si tuffa, ci tuffiamo, ci siamo, benissimo, si tuffa Maschietto, si tuffa anche Marchioni, anche se il possesso è per Venezia, va bene così. Esce Zanardo, Giulia Tronchin si è un po', diciamo, scoraggiata a seguito di questo errore, ma Giulia non importa, sono cose che succedono, chi è in campo può commettere un errore, l'importante adesso è ripartire con grinta e togliersi di dosso la paura. 23 BFC, 21 Virtus con palla in mano e proverà ora a riagganciare la squadra di casa. Sì, adesso una difesa a zona tutto campo che poi torna 3-2. Attenzione alle tiratrici avversarie, lo chiamate, Beggio
dai 3 punti. Molto Forse, preciso. diciamo che la difesa a uomo ci dà qualche sicurezza in più nei confronti delle bocche da fuoco veneziane. Intanto Marton batte bene la difesa, mano sinistra, va a chiudere da sotto, subisce fallo, saranno 2 tiri liberi per lei. Allora, le ultime 2 azioni di penetrazione hanno scaturito 2 falli. Siamo a 4-11 e Virtus è ancora a 3 falli. Dobbiamo continuare a spingere su questo fattore. Tanto segna il primo tiro libero Serena Marton. È lungo il secondo, si lotta a rimbalzo, la solita Speranzoni. Pensate, in gara 1 ha preso 21 rimbalzi, e non sono pochi, ci ha messo anche 16 punti, e quindi ha avuto un certo impatto sulla partita. Intanto c'è Maschietto che prova a contenerla, Speranzoni esce dall'area, poi rientra dentro, Beggio libera, per fortuna questa volta tira un airball pazzesco, meno male, brava Giulia qui a liberare Maddalena che però sbaglia, peccato, ma non importa perché l'azione l'abbiamo giocata veramente molto bene, quindi teniamoci l'aspetto positivo di questo errore e adesso Virtus per il sorpasso. Sì, Moretto è arrivata talmente veloce che poi si è trovata troppo sotto il canestro forse e non è riuscita a concludere. D'altra parte sbaglia Speranzoni. E sul rimbalzo però ci siamo noi, addirittura in doppia presenza con Marton e Marchioni. Bellissimo passaggio qui, peccato. Sbagliamo ancora da sotto, non era semplice questo tiro, mano sinistra, praticamente al volo, però no. Comunque era stato un buon taglio e anche un buon passaggio da parte di Marton. Adesso Tronchini a marcare Beggio, forse fallo, se ha abbassato il braccio. Ah sì, l'ha abbassato proprio un attimo prima che Beggio rilasciasse la palla, questo determina quindi un fallo che porta a 2 tiri liberi, tra l'altro una giocatrice assolutamente precisa, per Giulia Tronchini è il secondo fallo ed è la prima di Conegliano ad avere 2 falli. Assoluta parità a 3 minuti dalla fine del secondo quarto sul 24 pari, Beggio in lunetta, segna il primo, appunto sì, precisissima. Beggio ha una mano veramente educata. E riusciamo a guffare addirittura Beggio, ma poi non riusciamo a tagliare fuori Speranzoni e quindi prende il rimbalzo in attacco, siamo costretti anche a fare fallo, saranno 2 tiri liberi anche per lei. Su Speranzoni non possiamo fare niente perché è inguffabile, la sua classe è veramente importante, così come anche la sua presenza fisica in campo in termini appunto di rimbalzi, come ci ricordavi tu Fabri, e anche di minuti giocati, quindi assolutamente non è solo la più esperta ma è anche un fattore proprio per la sua continuità. Segna il primo, confermando la sua inguffabilità. Intanto è entrata Federica Paccagnan nella partita, segna anche il secondo. E sono più 3 le veneziane a 2,58 dalla fine del secondo quarto. Ora Marton di nuovo a portare avanti palla per Conegliano, consegnato su Moretto che non si concretizza, esce dal Maschietto che fa un consegnato su Paccagnan, Paccagnan si gira, si libera, è statica però Conegliano, bene Marton qui da sotto, va a prendersi un fallo da miglioranza e continuiamo così, continuiamo a spingere ragazzi. Sì, Serena Marton si è inventata un svitamento da una posizione spalle a canestro, ha guadagnato un fallo, ma non ci eravamo messi in una bella situazione. No. Adesso è corto il primo tiro di Serena, allora, i tiri liberi saranno una delle chiavi della partita. Nel frattempo registriamo una cosa che mi era sfuggita, ovvero Tronchini in panchina con 3 falli. Sì, quindi purtroppo non avevo notato questo particolare, ma abbastanza grave questa cosa per coach Moretto, proprio alla luce della partita che aveva giocato Giulia in gara 2 dove era stata determinante. Bottoni con la palla, può attaccare Paccagnan, poi uno sfondamento subito da Marton che forse era dentro lo smile. Cosa dici Andrea? No Andrea, siamo al Pala BFC, sai, gara 3. Allora Andrea ha delle... Ah, ok. Allora, ricordiamo che Andrea, essendo famoso ormai regista, youtuber, influencer, ha un pubblico di donne che lo distraggono ad ogni partita e quindi le sue, diciamo...
Ah, ok, va bene. Dice che sono le nostre giocatrici. Comunque le sue pillole tecniche di regolamento, insomma, lui ce le snocciola, però insomma dobbiamo anche lasciare spazio alla sua popolarità, è un fattore con cui dobbiamo convivere. Fabri, spiegalo a me che sono neofita del basket, la regola dello smile, quindi come Beh, in funziona? realtà all'interno di quella semi-lunetta che c'è sotto canestro non si prende, non si subisce sfondamento, ma diceva Andrea appunto solo se l'attacco è in aria. Poi lasciami fare un'altra Io domanda. a volte ho un dubbio che comunque Andrea ci faccia delle supercazzole. Io ho questo dubbio qua, non lo so Non lo so, perché. però secondo me è connesso in telepatia con ChatGPT e quindi insomma la verità è a portata di intelligenza artificiale. Spiegami un'altra cosa però Fabri, perché quel fallo di sfondamento non determina un tiro in lunetta con la squadra in bonus? Perché non avevamo il possesso della Ok, palla. Il possesso era degli avversari, quindi non da tiri liberi, mentre ha dato 2 tiri liberi il fallo subito da Maddalena Moretto, ne ha convertito uno, quindi 27-26, ancora vantaggio Virtus a 2 minuti dalla fine del secondo quarto. E brava Marchioni in Fra. anticipo. Bravissima Francesca che col suo famoso raggelante sguardo laser aveva anche intuito questa traiettoria. Peccato perché si poteva addirittura concretizzare un contropiede, ma bravissima a interrompere l'azione dell'avversario. Sarà rimessa ancora per Giorgia Rosa e poi abbiamo Beggio marcata da Paccagnan. Beggio arriva fino sotto canestro, riapre per Mengarino che sbaglia, non di molto, il tiro da 3 punti. Marchioni in contropiede Mamma che non mia, controlla bene la palla, poi Maschietto a sua volta non riesce a forse ha trattenerla. avuto un piccolo ripensamento perché aveva visto la linea di passaggio libera, poi occupata, poi ha deciso di passare, però aveva diciamo, perso il passo, stava rischiando anche l'infrazione di passi. Peccato perché la prima idea era giusta. Il dubbio era lecito, per carità, perché il rischio di perdere la palla c'era, ma Questa è la dall'altra terza parte bomba di miglioranza. sì, 3 su 3, no 3 su 4. sì, sì, miglioranza veramente incredibile. Facendo molto male ai 3 punti la giocatrice veneziana. Ci sta facendo molto male. E Maschietto col suo movimento, Maschietto poi scarica però in maniera imprecisa per Marton che invece stava tagliando a canestro e coach Moretto vuole parlarci sopra. Un time out anche per noi qui al Pala BFC. Ed eccoci di nuovo qui in diretta dal Pala BFC per questo ultimo minuto e 10 del secondo quarto di pallacanestro femminile Conegliano contro Virtus Venezia. E, appunto gara 3 del primo turno di playoff, quarti di finale. Conduce Venezia 30-26 e Trari da sotto sbaglia in 2 rimbalzo. Maschietto esce con la palla, poi conduce il contropiede. Marton preferisce giocare, poi attacca invece Marton, va fino in fondo e segna un canestro sfruttando tutta la potenza delle sue gambe, la sua atleticità. Importantissimo 30-28. canestro. E adesso difendiamo forte, andiamo a recuperare questa palla, ragazze. Rosa da sotto, ben chiusa da Maschietto, ultimi 23 secondi, possiamo
possiamo giocare quasi fino alla fine. esatto, quasi fino alla Un fine. paio di secondi di Chiude il differenza. palleggio Moretto, viene liberata il capitano che però sbaglia, palla schiaffeggiata da Paccagnan che però va in mano avversaria. Adesso è la Virtus che può chiudere l'ultima azione della partita. 6-5, libera il tiro da 3. Mamma mia. Allora, ci è andata molto bene, ci è andato molto bene per questo motivo, perché purtroppo abbiamo lasciato comunque troppi secondi agli avversari e potevamo mangiare ancora un po' di tempo e lasciare quei 3-4 secondi, e poi perché in realtà abbiamo lasciato anche un tiro completamente aperto, non hanno segnato, quindi punteggio fissato sul 30-28 alla fine delle prime 2 frazioni di gioco. Una breve pausa per noi e poi avremo qui in console un'intervista a una vecchia amica del BFC. Restate collegati.
debba fare. Allora, come dicevamo, una graditissima ospite questa sera qui al Pala BFC, una vecchia conoscenza, si dice invece, Dai, in realtà più o meno, giovanissima esatto. conoscenza, Silvia Ostan. Allora, fino all'anno scorso qui a Conegliano, poi per motivi di studio sei andata a Trento. Sì. Intanto siamo felicissimi di averti qua, siamo felicissimi di Madonna. sapere che quando puoi Certo, torni. no, io sapete, sempre detto, Conegliano rimane la mia casa, per quanto possa girare, qua si torna sempre volentieri. E questo appunto ci fa assolutamente piacere. Allora, sei andata a studiare in quel di Trento, all'università, e hai continuato la tua carriera cestistica anche, sì, no? Io ho trovato lì una squadra che è in Serie B, era in Serie B, è salita l'anno scorso e mi sono inserita e ho trovato un mio spazietto nel minutaggio anche, quindi dai. Quindi hai avuto un po' di esperienza Sì. anche in Serie B nella squadra del Belvedere, che ricordiamo aveva vinto lo scorso campionato, no? Contro Ha di vinto noi, la Serie C peraltro. proprio contro di noi, Proprio quindi contro di noi. ecco, quindi ci fa piacere che insomma almeno hai avuto questa possibilità insomma di fare questa esperienza sì, sportiva, no? A un livello più alto esatto, di quello che era stata la stagione scorsa. certo. E poi anche un'esperienza di studio, ma anche di vita fuori casa, insomma, no? Sì, no, io sono partita proprio con la voglia di dire basta, la mia famiglia non la voglio più vedere, non perché mi trovi male, però l'autonomia, l'indipendenza ci sta, è una bella esperienza da fare ai 20 anni con tutte le difficoltà che comunque può avere, perché per quanto sia bello dire mi arrangio, ti devi arrangiare, cioè non hai nessuno che dice faccio le cose per te, questo sì. Però ovviamente come sempre queste esperienze sono esperienze che fanno crescere, no? Sì. Che danno tanta autonomia, che danno Sì. anche consapevolezza, insomma, no? No, Di quello certo, che... soprattutto di cosa poi uno effettivamente vuole e è pronto, di cosa ha bisogno, cosa deve imparare a fare e cosa no. Quindi no, veramente un'esperienza da fare. Benissimo. Questo, certo. Siamo sicuri che è un'esperienza che ti è servita, che ti è utile, e quindi ti facciamo i migliori auguri da questo punto di vista. E l'ultima domanda è ovviamente su questa serie tra BFC e Virtus Venezia, assolutamente equilibrata, 30-28 questa all'intervallo. Come la vedi stasera? Allora, le vedo sicuramente emozionate perché le gare 3 dove, a parte che abbiamo un trascorso poco felice con gara 3 noi, visto l'anno scorso, ovviamente l'emozione fa il suo, però palazzetto pieno, arrivi con un secondo Televisioni dopo, che ti... esatto, interviste. Tele BFC che dopo un campionato del trasmette in genere, tutto il mondo. Questa va vinta e se loro dicono è nostra, questa è nostra. Io lo auguro e sono fiduciosa. Quindi dai, siamo molto, Sì. molto, ma molto fiduciosi per questo secondo tempo e per il fatto che Conegliano possa proseguire in questa avventura dei playoff. Madonna, Noi ti ringraziamo per essere stata qui con Grazie noi. a voi. Torna presto, Certo. ovviamente, ti ripeto, siamo sempre felici di vederti e magari, chissà, un domani di riaverti di nuovo in campo con io noi. lo spero per me stessa. Benissimo, noi altrettanto. Grazie Va bene, Silvia. grazie a voi.
E riprendiamo la linea qui dal Pala BFC dopo il saluto di Silvia Ostan, che d'altronde è solo una degli ospiti d'onore di oggi. La tribuna pullula di giocatrici di ogni livello, dalle giovanili alle ex BFC, a comunque giocatrici anche di compagini di altre squadre. È veramente un piacere. Oggi si respira una grande area di sport e si respira una grande emozione nel vedere questa gara 3 di playoff che era iniziata ora, Fabri. Sì, tante giocatrici e tanti anche ex giocatori. La tribuna è veramente piena, assolutamente piena, la tribuna del BFC. E intanto in campo assoluta, cioè non assoluta ma molto equilibrio, diciamo, non assoluta parità, sempre sul 30-28. Recuperiamo la palla e con Moretto andiamo ad attaccare in transizione. Adesso è Serena Marton che riapre per Capitan Marchioni dai 3 punti. Capitan Marchioni la mette e riporta di nuovo avanti BFC 31-30 a 9-11 dalla fine del terzo quarto. E il tiro da 3 è salutato dalla Sirena, che è stata installata dal buon Grava come novità assoluta di oggi. Non ci facciamo mancare niente qui, oltre alle emozioni di questa partita tiratissima. Attenzione a Beggio da 3, intanto vediamo Pavesi marcata da Colombi, poi Colombi va a commettere fallo per un eccesso anche di generosità, ma ci sta questo tipo di aggressività da parte di Sara. Intanto Sì, la numero 35 Pavesi, ricordiamo in gara 2 ha avuto un brutto infortunio al ginocchio, è riuscita però a riprendersi e stringere i denti e comunque oggi è in campo, quindi in bocca al lupo a lei. Non lavoriamo bene a rimbalzo, poi Maschietto strappa la palla dalle mani di Miglioranza. Assolutamente, Maschietto ha visto lì la palla e ha pensato di rubarla in maniera molto precisa e puntuale, cosa che ci voleva, perché qui Maschietto viene liberata da Moretto e beffardamente il ferro qui ci sputa fuori un pallone che era già più dentro che fuori. Ha risalito la china, sembrava un salmone controcorrente, è andato ad uscire dal canestro, peccato. Venezia in attacco con Pavesi, marcata adesso da Marchioni, molto alta la difesa di Marchioni. Adesso Miglioranza, marcata anche lei molto stretta da Colombi. E un fallo in attacco perché blocco in movimento di Bottoni probabilmente. Bene Colombi, è iniziato la seconda parte della partita con una grande aggressività in difesa che sta innervosendo un po' le avversarie. Molto bene, brava Sara. Deve giocare in questo modo Sara perché ne ha le possibilità, le braccia molto lunghe, ha i piedi molto rapidi, quindi può mettere veramente molto in difficoltà qualsiasi attaccante, sia un esterno che interno. E adesso è Moretto che va a tirare da sotto ancora, a guadagnarsi il fallo. Ah sì, sarà l'età, ma saremo anche ripetitivi, è questo che ci serve come l'ossigeno per respirare. No, è giusto ribadirlo perché ci serve questo, ci servono i tiri liberi di Maddalena per il 32-30. Sbaglia il secondo purtroppo Speranzoni, ovviamente a rimbalzo. Sì, vorrei sapere chi ha fatto la macumba su quel ferro perché veramente ci sta sputando fuori di tutto. E poi Beggio di là che spara subito in transizione, Marchioni a rimbalzo, proprio Beggio si prende un fallo, attenzione, esatto. Secondo fallo. Giocatrice fondamentale Emma Beggio per Virtus Venezia. Sì, da parte Virtus registriamo i 3 falli di Bottoni, se non sbaglio, che è l'unica che è arrivata ai 3 falli assieme dall'altra parte a Tronkin. Preferisce scaricare Moretto per Marchioni. Ci ha fatto un po' soffrire con questo scarico che sembrava non arrivare a Marchioni, alla fine è arrivato. Poi Miglioranza a mettere le mani sulla palla e a costringere una palla contesa. La freccia dice che è possesso per le veneziane. Sì, una palla contesa che però diventa una palla persa perché la freccia era girata in direzione sud verso Venezia. Tanto Gloria Maestroni anche tra il pubblico, segnaliamo. Ma segnaliamo soprattutto l'ospite d'onore oggi, cioè il buon Walter Maestroni, che è venuto a ritirare la maglietta che gli avevamo promesso come premio per la votazione dell'MVP, contest che ovviamente è in voga anche oggi, quindi cari amici, tramite le varie piattaforme
mandateci i vostri voti e tra di voi verrà estratto un possibile vincitore di un gadget BFC e nello specifico una bellissima maglietta. E intanto il quarto fallo del numero 8 Bottoni, di grande esperienza. Marchioni l'ha attaccata sapendo appunto che era gravata di 3 falli, e qua di altrettanta esperienza dall'alto dei suoi, e ti ha sentito perché sì, sì. Moretto che va ad attaccare ancora il canestro, attaccare il ferro, a chiudere da sotto. Adesso bene in difesa Colombi su Pavesi, si cambia, non ce la fa poi Marchioni, ma è lungo il tiro. Maschietto con la palla, Marchioni ad attaccare, mamma che passaggio, si vedeva subito che era mal consigliato ed imprendibile purtroppo. Peccato per questo passaggio, molto bene invece per quanto riguarda la cazzimma che ci sta mettendo BFC, dove vediamo che infatti Venezia è in bonus, Venezia ha una giocatrice gravata di 4 falli che comunque è fondamentale nell'economia del suo gioco e quindi assolutamente da questo punto di vista BFC sta facendo un ottimo gioco. Cos'è successo, Fabri? Ma allora, gli arbitri hanno fermato il tempo perché c'è un problema cronometro, ci segnala prontamente Andrea Grava che oltre a giocare a Candy Crush in questo momento sta anche gestendo la regia. Anche perché lui ha craccato Candy Crush, che quindi va avanti da solo e passa schema dopo schema. È famoso anche per questo sulla piattaforma Twitch, in cui oggi avremmo dovuto apparire, ma poi per un problema legato a delle complicazioni di cui né io né Fabri riusciamo a renderci conto, purtroppo non siamo riusciti ad attivare questa opzione. E tuttavia eccolo qui, Walter, vieni pure in console che ti salutiamo ufficialmente, insomma ospite d'onore, evviva Cin Cin. Abbiamo Walter Maestroni qui in console che ci segue sempre a distanza, invece oggi è venuto proprio qui al Pala BFC in diretta con noi. Grazie Walter. E intanto ancora Marchioni dai 3 punti, sbaglia ma segna Marchioni dai 3 punti, forse è stato commesso anche un fallo su di lei. Mi ero distratto perché mi ero distratto anch'io. Lo scambio di spritz qui. Mi ero distratto anch'io. Intanto allora abbiamo diversi fattori da considerare. Nella nostra follia io per un attimo ho pensato che Marchioni andasse a battere 5 all'arbitro, perché l'ho vista esultare e dirigersi verso l'arbitro. Anche nella sua follia avrebbe potuto farlo. E mi sono fatto questo film, ma ovviamente è una cosa tutta mia. Nel frattempo abbiamo Francesco Cais che sta sfornando disegni, quindi oggi potremo avere anche più di un MVP perché abbiamo più disegni da consegnare. E intanto Beggio in qualche modo recupera il possesso, poi serve Rosa che segna da sotto. Sì, però qui BFC dorme perché Rosa era liberissima, veramente incredibile, dormita, e un'altra palla recuperata. Si fa soffiare la palla dalle mani, non ci voleva perché eravamo andati sul +8 col tiro libero di Marchioni e potevamo veramente spaccare in 2 la partita, e invece le veneziane sono subito lì a cercare di tornare sotto. Adesso qualche contatto, un po' di confusione. Beh, Speranzoni qui stava veramente per tirar fuori un coniglio dal cilindro con questo movimento, la palla però è uscita e adesso c'è Conegliano con la palla in mano, con 6 punti di gap che la vedono in vantaggio, quindi giochiamocela bene. E Colombi che sbaglia da sotto, è il suo tiro, un movimento un po' strano, ma è un movimento che lei può fare, può segnare con questo movimento. Assolutamente, infatti il tiro era comunque un tiro ben calibrato, era in equilibrio. Mengarino va via fortissima. Sì, e va a sul close out di Marchioni, va a attaccare il ferro, poi sul recupero difensivo, anzi sulla chiusura difensiva di Moretto però ha fatto quel passetto in più. Sì, non era esattamente in posizione, quindi fallo della difesa. Speriamo non si sia fatta male né Moretto e tantomeno Mengarino. Beh, allora guardiamo la faccia di Moretto. Ah no, non possiamo guardare la faccia di Moretto perché quella sappiamo che è della sua condizione fisica. Esattamente. Tanto Mengarino però mette il tiro libero, 33-38. Sì, intanto noi non scherziamo col fuoco perché Venezia dai liberi è precisissima. E a volte quando non è precisa poi lavora bene a rimbalzi in attacco o magari lavoriamo male anche noi sul tagliafuori certe volte.
Sì, è obiettivamente comunque complesso tenere Speranzoni, Sì, questo non è vero. dimentichiamocelo, ma d'altra parte è altrettanto Anche complesso tenere tenere. Marchioni. Assolutamente. Quando entra in quella Sì. che gli americani chiamano la zona, Vesoon, cioè in questo stato di grazia in cui entrano i campioni, in cui riescono veramente a controllare tutte le fasi del gioco. Esce intanto Maschietto, rientra nella partita Giulia Tronchin, intanto segna dalla lunetta Marchioni, il primo tiro libero. Sbaglia il secondo e corto, si lotta a Peccato. rimbalzo, chi esce? Sì, Esce Malbascia qui Speranzoni con stava fallo. per prendersi il rimbalzo, c'è mancato un peletto proprio. Sfortunata qui BFC. Adesso è Trari con la palla chiusa, Marton su Speranzoni, che poi Rosa che sbaglia, Marchioni, anche lei è dappertutto ormai. Moretto per un tiro di Serena Marton che sbaglia, prende il proprio rimbalzo, Moretto. Bravissima per i 3 Moretto. punti di Marchioni. È corto questo tiro, Sì, ma c'è la Malvi rimbalza, che incrocia, va a tirare da sotto. Si prende ed è il un fallo fallo. evidentissimo questo Sì, di sì, sì. Speranzoni. Sì, Speranzoni Solo il primo, tra l'altro. si lamenta un po' con gli arbitri, ma questo fallo ci sta tutto, poi ci sta anche che con la sua esperienza cerchi di portare l'arbitraggio in una determinata direzione. Qui Marchioni va a prendersi un po' di respiro, è stato un fattore, no, non lo fa perché dice ma col cavolo che io esco, me ne sto in campo, coach, sono troppo elettrizzata in questo momento. È andata verso la panchina solo per dire a Coach Moretto cambia un'altra perché sennò ti taglio le gomme della macchina. Sì, esattamente, tra l'altro gliele taglierebbe, poi gliele rimonterebbe nuove, ma gliele taglierebbe anche quelle di riserva, nel dubbio. Proprio quindi per la coach, soddisfazione esatto, di tagliargli un treno di gomme nuove anche. Esattamente. Intanto Malbascia segna 2 tiri liberi importantissimi per il 33-41, ancora più 8 Conegliano a 4-0-5 dalla fine del terzo quarto di gioco. Rosa che va a attaccare, poi forse un'infrazione di passi, recupera la palla Beggio, ancora Rosa da 3 punti. È corto. Rimbalza, chi esce? Esce Marchioni. Una a caso. Poi sbaglia l'apertura, lotta ancora, recupera la palla, 8 secondi, superiamo. Ce l'abbiamo fatta. Poi Marchioni per il rotto della cuffia ce l'abbiamo fatta, palla Tronchin che dalla sua piastrella sbaglia, però c'è Cazziola per Moretto, mamma mia. Incasinata un po' con i passi. Sì, è fallo di Marchioni, qui ci sta. Fallo di Marchioni che si dispera. Sì. Fallo di Marchioni chiamato in maniera molto evidente da un'altra persona molto esperta, cioè il coach veneziano, che abbiamo già capito saper ben interpretare la partita anche a livello, diciamo, emotivo, non fa mai una mossa senza che sia ben calcolata. No, Marco Nardo, assolutamente esperto, sta giocando questa serie come una partita a scacchi, anche perché, ripetiamo, ha avuto molti infortuni da gestire, quindi deve assolutamente gestire ritmi, cambi, minutaggi, e lo fa veramente con grandissima competenza, con grandissima competenza anche dal punto di vista della recitazione. Grande esperienza qui. Marchioni va a guadagnarsi un fallo. Come si dice in queste situazioni, in questi scenari, sicuramente saper giocare anche con il movimento, con l'esperienza, con le emozioni è una parte determinante, tra l'altro con Virtus Venezia in bonus, e quindi Marchioni che ha la possibilità di tirare dalla lunetta. Segna anche il secondo per il più 10, 33-43 a 3-12 dalla fine del terzo quarto. Teniamo duro, ragazze. Lungo il passaggio per Mason, stava recuperando comunque Malbascia in difesa. Adesso Marton per Cazziola, porta un blocco, ma andiamo a servire invece Marton sul taglio, spalla canestro. Mengarino commette fallo. E da quando abbiamo capito che in quella lunetta noi dobbiamo starci con grande presenza, Venezia si è caricata di moltissimi falli e ci sta mandando in lunetta sempre più spesso. Segna il primo Serena, 33-44. Sbaglia il secondo, si lotta a rimbalzo. Sì. Esce Mason, poi va a commettere fallo
Malbascia, però sarà questo il quarto fallo. Conegliano non ha ancora esaurito il bonus, non ci saranno tiro liberi. Mancano 2 minuti e 53 alla fine di questo terzo quarto, 33-44, time out in campo e un time out anche per noi. Bene, terzo quarto di questa partita, mancano 2 minuti e 53, è il momento di salutare gli amici che ci seguono da casa. Salutiamo Antonella che mi consiglia delle caramelle per la voce, salutiamo il condominio di Via De Gasperi, salutiamo Walter Maestroni che con una frase semplicissima sta così disegnando il momento della partita, ovvero alla Fra è salito il crimine. Salutiamo Silvia Carniele e Luca Brunello per tutti gli interventi che ci stanno facendo, continuate a scriverci e iniziate a votare l'MVP della partita. 2 minuti e 40, Fabri, cosa sta succedendo? Allora Conegliano ha scavato un piccolo, neanche piccolissimo, un margine di 11 punti e adesso Venezia sicuramente cercherà di chiudere questo quarto, almeno portando lo svantaggio sotto la doppia cifra, perché anche dal punto di vista psicologico sarà importante per restare attaccate alla partita. Beggio dai 3 punti, sbaglia, la palla esce dal campo. Intanto Fabri, approfittiamo di questo momento per parlare anche di un altro importante progetto di BFC, ovvero l'asilo nido in campo, praticamente a cura delle ragazze dell'Under 17. Voi potete consegnargli i vostri figli, loro gli faranno disegnare, li distrarranno mentre voi potete godervi la partita. Un motivo in più per venire a trovarci qui al Pala BFC, cari amici. Sì, effettivamente dopo il bar, dopo l'organetto, abbiamo anche il servizio di asilo nido. Intanto Cazziola ha cercato di chiudere la partita con un canestro da 3 punti che avrebbe scavato veramente un margine importante. Purtroppo ha sbagliato, quindi ancora Venezia in attacco con Rosa che sbaglia a sua volta, la palla ancora esce sulla linea di fondo perché Conegliano questi frangenti sta lavorando bene sul tagliafuori. Allora Fabri, tu che scuola hai fatto ai superiori? Io ho fatto il liceo scientifico. Ok. No, perché ogni volta che dici Rosa mi viene in mente qualche reminiscenza di latino, potrebbe partire la declinazione, allora, ma... In effetti teoricamente di latino un po' ne ho fatto, ma ti prego non mi interrogare. Guarda, io era la materia dove vado peggio e credo che possiamo chiuderla qui, visto che mia moglie è già arrabbiata con me che non sono andato a sentirla cantare, ecco. E effettivamente se ora mi Volevo esprimessi sottolineare in latino non corretto, penso che mi scaverai da solo la tomba. Ma... Volevo sottolineare questa cosa, che io in gara 2 avevo garantito la tua presenza in diretta, non sapendo che tu invece avevi un impegno familiare molto ma molto importante. Sì, ma devo dire che con molta generosità mia moglie ha deciso che oggi la mia presenza qui era determinante. Ecco, mi scuso personalmente e la ringrazio perché ci tenevo che tu potessi esserci per questa gara 3 e quindi... Bene, nel frattempo torniamo a parlare di basket, cosa dici? Abbiamo Tramontin che penetra, poi gira bene la palla, BFC Tronchin che però non attaccherà Marton, esatto, col tiro da fuori, è lungo, si lotta a rimbalzo, però la palla è per la Virtus Venezia. Un po' forzato qui questo tiro, Fabri, avevamo ancora 9 secondi sul cronometro, forse potevamo cercare un'azione, sì, un po' più cioè un tiro un po' più semplice o perlomeno un po' più vicino al canestro. Ricordiamo che dobbiamo continuare a spingere sui falli per Venezia, quindi non dobbiamo dimenticarci di penetrare, cosa che fanno benissimo loro. Canestro
eccezionale di Sì. Speranzoni, se non sbaglio. Sì, assolutamente. Aveva bene. chiuso bene in rotazione Giorgia Zanardo al lato debole, ma Speranzoni ovviamente poi ha un certo vantaggio anche di centimetri, ma intanto è Tramontin dai 3 punti che Che sbaglia. sfortuna, però Poi chiede un fallo, prende anche un torna in contatto. difesa, Sì. per favore Maia. Sì, dai Maia. Non è stato fischiato, avevi tirato un ottimo tiro, Sì. era anche abbastanza preciso, però non possiamo fermarci a discutere con l'arbitro. Allora, permettimi la metafora calcistica, ma diciamo che Venezia ha il vantaggio che aveva il Brescia di Mazzone quando dava palla a Baggio e si arrangiava lui. Avere Speranzoni è sicuramente una garanzia, palla a Speranzoni e si rischia il canestro, però devo dire che anche Venezia la sta trovando molto bene, quindi No, sicuramente... Le sue compagne la stanno cercando con grande precisione e poi non dimentichiamo che hanno delle ottime tiratrici da fuori, quindi non una di queste è Mangarino, che però calpesta la linea laterale, prontamente fischiata l'infrazione dell'arbitro Zanelli. Sì, dall'altra parte invece avevamo visto un tiro perfetto di Giulia Tronchin che il ferro sta continuando a sputare fuori, quindi ricercato numero 1 è quello che ha eseguito la Macumba su questo ferro, perché veramente sta sputando fuori traiettorie che 5 normalmente secondi, entrano. forse infrazione di passi. Sì. Infrazione di passi, 3 secondi alla fine di questa terza frazione di gioco. L'avevi vista bene Fabri, qui perché non chiama il time out il coach avversario per giocarsela di qua della metà campo? E probabilmente perché no, in teoria perché in realtà può chiamarli solo alla fine della partita, negli ultimi 2 minuti della partita, Ok. per avere la rimessa in attacco. In questo caso abbiamo perso palla, probabilmente anche in questo caso potevamo costruire meglio questa ultima azione di gioco, ma sale veramente alto La torsida del del BFC, che è davvero strapiena. Sì, sì. Assieme al progetto per il campetto esterno che è già in fase di approvazione, dovremo chiedere all'amministrazione comunale probabilmente anche un ampliamento delle... Sì, ci vuole il secondo anello Fabri. Ci vuole il secondo anello qui perché ormai siamo al sold out, quindi spalti pieni. Molti si collegano direttamente alla nostra diretta perché sanno ormai di non trovare posto in palestra. Esattamente, però il vero amante del basket cosa fa? Viene in palestra e ci ascolta. E ci ascolta tra l'altro in differita, perché sappiamo che c'è una certa... Ci sono più di 50 persone collegate e ce ne sono almeno 3.000. 3.000. Sì, sì, li ho contati io uno per uno, sono almeno 3.000 qui 3.000. presenti, in presenza, quindi insomma. Sì, tra l'altro il sindaco di Conegliano è anche preoccupato perché si formano degli ingorghi pazzeschi a fine di ogni partita e purtroppo anche così le persone che abitano qui nel quartiere hanno un La zona attimo... nord Sì, della città, esattamente. diciamo, è congestionata. Vabbè, però voglio dire, la passione della città per la BFC è talmente alta che ci passa sopra anche a questi piccole situazioni spiacevoli, perché c'è veramente tutta una città pronta qui a supportare le ragazze in nero-arancio. E ci sarà soprattutto tutta l'estate anche per costruire dei nuovi svincoli di accesso al palazzetto. Allora, BFC in campo, Virtus Venezia ancora a colloquio con coach Nardo. Stanno cercando di sfruttare fino alla fine questi 2 minuti di pausa. Ultimi 10 minuti di gioco, 35-44 per basket femminile conegliano. Lo ripetiamo, è la terza partita, è gara 3. Si decide tutto in questi 10 minuti, si decide chi continuerà questa stagione accedendo alle semifinali e chi invece finirà qua proprio il proprio campionato 22-23. Marchioni dai 3 punti, è corto il suo tiro, poi va anche comunque a lottare a rimbalzo, non riesce a mantenere in campo il pallone. Grande generosità qui di Francesca che rischia lo sfondamento sulla panchina avversaria, ma veramente questa è la mentalità da killer che serve per questo tipo di partite, non mollare mai, non prendere mai nessuna palla per scontata, nemmeno quando sembra persa. Sì, ed è l'esempio che Francesca dà a tutte le compagne, perché poi quando in campo giochi con una giocatrice
di questo tipo, quando ci giochi assieme, è ben difficile tirarsi indietro e non dare il massimo. Una brutta notizia è il quarto fallo di Giulia Tronchin qui, che fa fallo su Speranzoni. Sì, un fallo un po' ingenuo, sinceramente. Tronchin ci stava mettendo molta aggressività, però forse poteva gestirsi un po' meglio, essendo proprio poi il quarto fallo suo. Ricordiamo che si esce con 5 falli. Intanto è Mason sullo scarico a sbagliare, ma chi poi a rimbalzo? Speranzoni. Speranzoni però sporcata da Marchioni ed è rimessa in attacco per Venezia. Aveva giocato bene qui Venezia, la palla era riuscita a liberarsi molto bene. Gioca altrettanto bene su questa rimessa, poi ci mette un piede in questo caso in extremis Francesca Marchioni per impedire la ricezione. Sarà una nuova rimessa dalla linea di fondo con altri 14 secondi sull'orologio. Blocco cieco per Pavesi che poi riceve in allontanamento, e poi Miglioranza che ha già segnato da 3 punti, già 3 bombe, sbaglia però poi brava Sere. Lavora bene a rimbalzo, ma si lavora altrettanto bene in rotazione difensiva con Serena Marton che scarica per Tramontin, per Marchioni che finta il tiro, attacca il ferro, va a guadagnarsi 2 tiri liberi. Sì signora, brava Fra. Allora, molto bene Francesca qui. Non voglio condizionare il voto per l'MVP, però anche questa sera per l'ennesima volta un fattore determinante. Sta prendendo sulle spalle la squadra. Sì, assolutamente, condivido, ma adesso aspettiamo gli amici che votino da casa. Uno di questi è Sciacco Dimenticato, che non è mai dimentica mai di seguirci e soprattutto di sostenere la sua beniamina, ovvero Francesca. Sbaglia il primo Francesca, che comunque non ha un rapporto così sereno con i tiri liberi. E segna il secondo. Mamma mia, l'autogufata. E ci può ringraziare, dai, diciamolo, sì. No? Per il 35-45. 2 spritz pagati 9 qui. dalla fine. Adesso Marton su Pavesi, grande pressione anche su... Sì, molto bene Maschietto qui che crea tanta pressione su Speranzoni, purtroppo cade Marton. Ci mette una mano, Tronchin, non alzarti in piedi, non alzarti, Maschietto. Sì, bene. Molto bene. Avrebbe commesso fallo, scusate, infrazione di passi rialzandosi, invece subisce invece il fallo. Quindi l'infrazione di passi sarebbe scaturita nel momento in cui muoveva i piedi? È alzata in piedi, anche senza muovere i piedi. Ah, ok. E invece è rimasta, diciamo, in ginocchio e quindi è riuscita a mantenere il possesso della palla, poi ha subito fallo. Ancora Marchioni ad attaccare in palleggio per Marton che va a attaccare a sua volta. Un contatto non fischiato. Insomma, possiamo discuterne, però sinceramente l'arbitraggio di oggi assolutamente. Qui invece c'è un fallo, un fallo di piede di Francesca, che però si fa anche male in questa circostanza. No, credo che sia proprio un contatto. Sì, è un contatto col piede che ha determinato quasi uno sgambetto per l'avversaria. Esce Serena Marton, rientra Madda Moretto. Esce anche Pavesi per Beggio, per Emma Beggio. Adesso fanno un po' di fatica a mettere la palla in campo gli avversari e poi controllano con Speranzoni. E poi ottimo il taglio di Beggio, servita altrettanto bene, costretta al fallo Maddalena Moretto. Fallo che non scaturirà i tiri liberi, corretto? Non è esaurito il bonus, quindi tutto sommato un buon fallo di Maddalena, anche perché è il suo primo fallo. Però sono 2 minuti e già 3 falli per BFC. È il secondo fallo di Maddalena. Vedete come si libera bene Speranzoni usando il però, ragazzi, e poi c'è Maschietto da sotto le gambe di Speranzoni che riesce a riaprire il gioco. Un tunnel di Maschietto. Ancora Maschietto che ribalta per Tronchin. Tramontin che può attaccare. Sì, ed è sfortunata perché è andata dentro bene, è andata dentro con coraggio questa volta. Ci vuole questo, deve Maia. Anche tirare questi 2 tiri liberi, sì. Maia Tramontin. Molto intelligente, qui ha poi tentato di concludere l'azione con un sottomano che però non è riuscito. È sfortunatissima. Sì, è sempre il solito ferro. L'allenatore direbbe anche un po' poca parabola quando la palla esce e gira. È lungo il secondo, si lotta a rimbalzo, ma tanto si lotta, ma poi esce quasi sempre Speranzoni, che poi chiama anche fa tutto praticamente. E poi brava Maia che recupera la palla. Adesso Madda corre velocissima per portare la palla di là della metà campo e impostare l'azione d'attacco per VFC.
Bella gioco a due. Un cioccolatino di Maschietto per Moretto che non si fa pregare, segna da sotto, subisce fallo, sarà anche un tiro libero per lei. Bellissima questa azione tra Maschietto e Moretto. Sì, è molto bello quando riusciamo a vedere questi giochi a due in velocità, sono estremamente efficaci tra l'altro. Corto il tiro di Moretto, ma lotta a rimbalzo. Marta Maschietto che si è tolta un po' di soggezione Sì, psicologica che... nei confronti di una Speranzoni sì. che adesso comincia anche un po' a subire Marta. D'altronde comunque Speranzoni penso che abbia giocato sempre. Guarda, Quindi sarà anche un po' in debito d'ossigeno. Io lo stavo pensando, ma non lo volevo dire. Deve aver giocato dai 37 ai 39 minuti in gara 1 e così anche in gara 2. E dall'altra parte Emma Beggio dai 3 punti riporta sul meno 9 Venezia, che non molla mai. A 7 secondi dalla fine, già sul cubo del cambio c'è Serena Marton, però non molliamo adesso. Moretto con la palla che può attaccare Etrari e poi va fino in fondo. No, con un contatto qui però chiede un fallo, sì. Però deve tornare in difesa invece anche lei, perché non dobbiamo mollare niente. Miglioranza dai 3 punti, è corto il tiro, c'è un buon tagliafuori o comunque la palla esce sulla linea di fondo. Sì, Maddalena, non mollare, anche noi avevamo visto il contatto, ma questo non significa che tutti i falli possano esserci fischiati. Esce Tramontin, rientra Marton, Moretto a superare metà campo, 6-29, 38-47 per il BFC, consegnato per Tronchin, poi pick and roll con Maschietto, ma poi serve Marton che serve poi Maschietto e poi Tronchin, corto il suo tiro, ma Maschietto lavora forte a rimbalzo, poi perde la palla, poi la recupera Marton letteralmente dalla spazzatura e la trasforma in un diamante, cioè in un canestro, più fallo, più tiro libero, che in questo momento a 6-14 dalla fine sul più 11 è una cosa non preziosa, di più. Serena sbaglia il tiro libero, ma si lotta a rimbalzo, ne esce Tronchin, poi Maschietto, ma poi Speranzoni che attacca poi anche in contropiede, non sappiamo con quali energie, ma rientra poi Maschietto e poi Moretto che subisce il fallo, non segna, ma saranno 2 tiri liberi per Maddalena. Importantissimo qui continuare a caricare Virtus di falli, è il quinto fallo di Beggio, ma ci sono altre 2 giocatrici con 4 falli, quindi dobbiamo continuare a perseverare su questa strategia. Non dobbiamo mollare niente, perché comunque avete visto come Beggio adesso è uscita per falli, ma aveva appena messo la bomba da 3 punti. Dobbiamo continuare a giocare. Adesso Maddalena, 2 tiri liberi. È buono il primo per Maddalena. E vi garantisco che sono palloni che pesano tantissimo. È corto il secondo, si lotta a rimbalzo, ne esce sempre Speranzoni con grande autorità. Per Mengarino, si chiama il gioco, marcata da Moretto che va a chiudere. Poi Speranzoni che tira dalla media, è molto corto il suo tiro. Non vorremmo parlare troppo presto, ma forse Speranzoni comincia a essere stanca. 38-50, 5-43 alla fine. Attacco basso chiamato da Moretto, completamente libera Serena Marton che poi riapre il gioco. Si alza ancora la difesa veneziana, comunque nonostante la stanchezza. Bello il backdoor per Marchioni che non riesce a controllare bene, poi la passa Tronchin e poi è Maschietto dalla media che però era un buon tiro, non lo mette. Abbiamo costruito un ottimo tiro muovendo molto bene la palla. 38-50, più 12 per Conegliano, 5 minuti alla fine, recuperiamo palla con Moretto che può andare in terzo tempo a segnare il più 14. Adesso Etrari contro Marchioni, ben chiusa anche da Tronchin. Poi tiro sbagliato di Rosa e rimbalzo per Maschietto. Marchioni vuole il backdoor per Tronchin, no,
vuole Maschietto, spalla canestro raddoppiata, Marchioni da 3 punti vuole chiudere, è corto il suo tiro, finisce fuori dal campo, sarà la rimessa per Venezia sul cubio del cambio. Coach Moretto Dato Fabri, chiedo scusa, ma deve aver chiuso l'asilo nido BFC purtroppo alle 20 chiude l'asilo nido, quindi adesso qui abbiamo una certa affluenza di adolescenti e preadolescenti in console. 38-52, 4-31 e Bottoni che penetra sulla linea di fondo ma perde possesso della palla. Intanto è rientrata nella partita Zanardo, adesso entra nella partita Chiara Lain a 4-28 sul 38-52. Abbiamo Marton con la palla, no, rinuncia al tiro, giochiamo un po' col cronometro, adesso se lo prende il tiro Marton, è lungo, ma chi lavora a rimbalzo è Giorgia Zanardo che recupera l'ennesimo rimbalzo offensivo, poi serve Moretto che va a guadagnarsi un fallo. 4-10, 38-42, è il terzo fallo del numero 17 Elisa Etrari. Mettiti qua. 2 tiri liberi per Maddalena Moretto. Segna il primo Maddalena, è più 15. Beh, comunque se la gioca con Francesca oggi Maddalena, il titolo di MVP. Assolutamente, ha iniziato molto forte, poi ha avuto forse una flessione nella parte centrale della gara e poi ha giocato veramente bene questo finale Maddalena. Dall'alto ovviamente anche lei della sua grandissima esperienza. Adesso forse un'infrazione di passi di Etrari, poi forse anche un fallo. Allora, i voti del pubblico, l'ago della bilancia da parte del pubblico è un po' più orientato verso Queen Francesca, la definiscono. Non sappiamo bene se è la Queen o la King del playground, adesso questo magari avremo modo di chiederglielo dopo. Noi comunque nel dubbio abbiamo 2 disegni realizzati dall'autore Francesco Cais da dedicare alle giovani atlete. Nel frattempo ma io direi che sì, Capitan Marchioni oggi ha veramente messo le mani sulla partita a un certo punto. Io direi che la menzione per Maddalena Moretto ci sta tutta, così anche l'ottima partita di Serena Marton e l'ottima partita anche di Marta Maschietto, che adesso vengono chiamate in panchina proprio per gli applausi. Rientra nella partita Capitan Marchioni, rientra anche Sara Colombi. Allora, d'altronde Maschietto insomma ha marcato praticamente sempre Speranzoni, quindi assolutamente un ruolo incredibilmente difficile per lei. Sì, l'ha fatto tutto sommato, è riuscita in qualche maniera a contenerla per quello che era possibile fare, quindi intanto qui Queen Francesca prova a prendersi uno sfondamento che però non viene fischiato dalla coppia arbitrale. Colombi per Chiara Lain che serve Moretto. Molto bene questo giochiamo gioco con il tempo, Moretto. adesso 8 secondi, abbiamo Colombi che non attacca il ferro, poi va a commettere un'infrazione di passi, un po' fuori dalla partita purtroppo Sara. Sì, ci sono stati dei momenti in cui ha alzato moltissimo la pressione in difesa e è stato un contributo fondamentale il suo. Purtroppo in attacco non è riuscita ad essere efficace come invece l'abbiamo vista in altre occasioni. E Moretto in contropiede adesso che serve Marchioni dai 3 punti, non se lo lascia dire 2 volte con l'aiuto della tabella Francesca. E quindi Francesca porterà le paste, giusto Fabrizio? Il suo 18° punto, forse era da 2. Allora siamo a 19 Moretto, 18 Marchioni. Ma sai che non mi ero accorto dei 19 punti di Maddalena, sinceramente? Io invece mi accorgo di quanta gara ci stanno mettendo sia Marchioni ma sia assolutamente Giorgia Zanardo, che nei momenti in cui è stata in campo è stata estremamente determinante, soprattutto in difesa ma anche in attacco. E che ormai il coach Moretto gestisce come una giocatrice di esperienza, come sì, esattamente. la mette dentro nei momenti più delicati. E intanto
c'è una standing ovation per il capitano che va a prendersi un meritato riposo. Si lotta a rimbalzo, esce Rosa con la palla, marcata da Moretto che adesso alza ancora l'intensità difensiva. Si muove bene, o perlomeno in maniera efficace Rosa, poi sbaglia il tiro. Ed è Cazzeola a superare la metà campo, pressata proprio da Giorgia Rosa per Moretto. 2-16, 38-56. Possiamo dirlo. Sì, Conegliano, possiamo dirlo. Conegliano è in semifinale e questa è una cosa storica. Conegliano nelle prime 4 giocherà mercoledì, mentre Sara Cazzeola segna il più 20. Sì, impreziosisce veramente questa partita con un bellissimo tiro che va a infilarsi per il più 20. Conegliano giocherà gara 1 delle semifinali mercoledì 17 alle ore 20 qui in casa proprio al Pala BFC, con la vincente di Istrana contro Sport Fan Gran Torto. Ricordiamo, ha vinto di 20 all'andata Gran Torto, poi Istrana è andata a ribaltare il risultato. Si giocherà fra un quarto d'ora, inizierà gara 3 per appunto decidere quale sarà l'altra semifinalista, mentre nella parte alta del tabellone avremo Vittoria San Bonifacio che affronterà Pallacanestro Mirano. Tanto 2 tiri liberi per Mengarino, sbaglia il secondo, Colombia rimbalzo, 1 minuto e 41, 39-58. Chiara Lain in palleggio per Cazzeola, blocco di Zanardo, poi Moretto che non controlla bene, Cazzeola per Lain che può tirare, forse no, Gioca su Colombi, 3 secondi alla Moretto fine, che se ne va dentro, sbaglia da peccato. sotto. È stata comunque buona l'idea di penetrare, aveva trovato lo spazio. Comunque 1 minuto e 11 alla fine e abbiamo deciso che per la prima volta ci sarà un doppio MVP. Sì, assolutamente, sono d'accordo, è stato veramente profeta il buon Francesco che ci ha fatto 2 disegni oggi e fortunatamente abbiamo il premio per entrambe, ovvero per Maddalena Pokerface Moretto e per il nostro capitano Francesca Marchioni, MVP di questa importantissima partita. Mancano 44 secondi alla fine, BFC avanti di 19 e è pronta a conoscere il nome dell'altra semifinalista. Intanto spendiamo anche 2 parole per la Virtus Venezia, una squadra che alla fine della stagione della fase regolare si era qualificata al 9° posto, è venuta a vincere a Conegliano gara 1, ci ha messo in grande difficoltà in gara 2, abbiamo vinto solo nel finale ed è stata incollata la partita per 3/4 anche oggi, ha mollato solo quando proprio le giocatrici non ne hanno avuto più, soprattutto dal punto di vista fisico, perché diciamolo chiaramente disponeva di molte meno rotazioni. Coach Marco Nardo, a cui facciamo assolutamente i nostri complimenti. Intanto si alza veramente il boato del pubblico coneglianese. Sì, standing ovation per la squadra di Conegliano che conquista una storica semifinale. Ragazzi, per noi è un momento importantissimo questo. Non oso immaginare l'emozione che stai vivendo tu, Fabri, che hai veramente dedicato anima e corpo a questa missione per la BFC, e tutto il pubblico di oggi sta testimoniando il grande amore che c'è per questa squadra. Bravissime le nostre ragazze, veramente complimenti, come dicevi tu, a Virtus Venezia che ha avuto un impatto importantissimo in questa serie playoff e ci ha veramente fatto soffrire, e come dietro ad ogni rischio c'è sicuramente l'opportunità di crescere. BFC ha imparato molto da questa serie. Beh sì, io credo che per le nostre ragazze sia una grande iniezione di fiducia, una grande iniezione di consapevolezza di quelli che sono i nostri mezzi, di come poter gestire anche delle situazioni ad alto impatto emotivo come sono delle serie di playoff. Però appunto grandi complimenti alla Virtus e grandi complimenti a partire da coach Moretto, a tutto lo staff tecnico, alle nostre ragazze che appunto lavorano da agosto
abbiamo fatto quasi tutta la stagione in testa alla classifica, con la possibilità di vincere direttamente il campionato. Siamo arrivati secondi solo per una differenza canestri, perché meritatamente Bolzano era sopra noi, e adesso riusciamo per la prima volta nella storia del basket femminile, nella storia recente del basket femminile conegliano, ovviamente, che ha dei passati comunque già in Serie B, però nella nuova gestione, diciamo così, guadagniamo questo storico accesso alle semifinali, che appunto, ricordo ancora una volta, partiranno già da mercoledì 17 qui al Pala BFC, e saremo qui a commentarle, vero Fede? Bene Fabri, cosa dici? Vai a prendere le 2 MVP? Allora Io ti vado a aspetto prendere qui. le 2 MVP, possiamo fare una piccola pausa, forse qui, fare scorrere i nostri sponsor. Qua che mi scrive. Eccoci qua, pronti. Allora riprendiamo la linea qui, finita la partita, sono le 20:22, siamo qui col doppio MVP della giornata. Era stato profeta in patria Francesco, perché ha realizzato 2 bellissimi disegni per l'MVP. Che carini. È anche significativo. Ma questo sono io? Allora, questo non lo possiamo sapere, se vuoi lui è qua, vuoi provare a domandarglielo. Almeno manda le stelline io, vabbè, ma è carino. Chi Va è che l'ha bene, fatto? esatto. Franci, Vabbè. eccolo Grazie. qua. Vuoi venire su a vedere un po' il video? Vieni. Allora, Ecco. significativo il fatto che siete qui voi due, ovvero l'esperienza e la gioventù spregiudicata.
Oggi grande partita. Fra, dici qualcosa perché ci eravamo spaventati tantissimo in gara 1, abbiamo visto una grande reazione in gara 2 e oggi com'è andata? Allora, oggi direi bene, anche perché poi ho detto a tutti quanti i miei amici che mi scrivono su WhatsApp che al ghetto oggi proprio non si passava. Ce la siamo vista brutta perché comunque abbiamo giocato a fatica i primi 2 quarti, ma ce l'aspettavamo perché comunque Virtus è una squadra esperta, ma alla fine la nostra aggressività l'ha spuntata. Assolutamente, l'ha sputata anche una Maddalena Moretto oggi incontenibile. Madda, ti passo le cuffie così ti sentono da casa. Grazie. Oggi hai penetrato senza mai paura, hai caricato le giocatrici avversarie di tantissimi falli e sei stato un fattore determinante. Come hai vissuto l'emozione di questa gara 3? Diciamo che ho fatto quello che l'allenatore mi aveva detto di fare da gara 1 e finalmente sono riuscita. Sono andati dentro anche i tiri liberi, quindi è filato tutto dritto. Allora, c'è una coach che casualmente la conosce abbastanza bene, che può anche allungare una busta con un 10, 20, Sì, 50 euro. tranquillamente. Tutta la squadra? Qualcuno ha fatto una tripla di tabella? No. Non l'ho vista. Eventualmente potete investirli, commentare le palle. Allora, un saluto a tutto il pubblico da casa, ci vediamo Ciao. alla prossima. Ciao.